Si scrive come la parola inglese velocità, in realtà si legge come la parola inglese velocità, in realtà si scrive SPID, è il sistema pubblico per l'identità digitale. Ne parliamo oggi con il nostro ospite in studio, Gianni Fenu, docente di informatica all'Università di Cagliari. Buongiorno, bentornato. Benvenuto. Buongiorno a voi. Dico bene, SPID, sistema pubblico per l'identità digitale, di che si tratta? In poche parole, perché il cittadino magari ancora non lo sa. Sì. Sostanzialmente è un sistema che consente a ogni cittadino di identificarsi con una user, una password che viene richiesta su un sito che è spid.gov.it, e da quella partono una serie di servizi che danno le pubbliche amministrazioni. Un'unica user e password autenticata che consente quindi di accedere a servizi che vanno verso tantissimi settori, dall'università, devo dire, alle regioni, ai comuni, ai registri pubblici automobilistici, ma anche all'INPS, all'Agenzia delle Entrate. Diciamo, qualsiasi attività o richiesta che debba essere fatta dal cittadino diciamo, può essere fatta con questo tipo di accesso, che poi ha 3 livelli differenti e che comunque è garantita dai dati attraverso un service provider specifico, identity provider, che dà questi dati, e quei dati non possono essere utilizzati da nessuno. Quindi non si può fare, assolutamente, non si può fare quella che si chiama business analytic e tutti diciamo, gli studi che possono comportare qualche dubbio da parte del cittadino. Quindi, per fare un esempio concreto, noi potremmo richiedere un certificato di nascita, per esempio, un estratto dal pubblico registro automobilistico, senza muoverci da casa, è così? Sì, direi che l'aspetto qualificante di questo progetto, che in pratica parte il 15 di marzo e che vedrà una sua prima fase che si conclude in giugno, è che è unica questa user e password, e quindi non è che andiamo su un comune e dobbiamo metterne una, quando entriamo per chiedere il nostro fascicolo elettronico sanitario un'altra e così via. Sarà unica e consente di fare tutta una serie di, diciamo, di operazioni che sono sostanzialmente anche un risparmio per la società e un risparmio per il cittadino, perché questo poi non dovrà spostarsi da casa, non dovrà avere dei costi per l'assenza dal lavoro, non dovrà fare delle file, non dovrà stampare carte, insomma tutta una serie di diciamo, obiettivi che può raggiungere, che possiamo introdurre all'interno del calderone della green economy. Ecco, professore, abbiamo visto alcune immagini, soprattutto di persone anche magari di una certa età, no? Sì. Non è detto che non siano più digitalizzati di noi, magari, però per chi avesse difficoltà proprio a gestire il rapporto con la tecnologia, che cosa c'è da fare per fare in modo che effettivamente la pubblica amministrazione in via digitale si avvicini al cittadino? Sì. Ma intanto bisogna dire che ci sono delle categorie di persone sulle quali diciamo, è utile investire per un miglioramento della loro cittadinanza digitale, cioè per mettere a disposizione tanti servizi che la pubblica amministrazione, la regione in primis, sta mettendo a disposizione, che talvolta non possono essere sfruttati perché non c'è un'adeguata preparazione da parte di queste persone, che sono un nucleo importante della popolazione, non meno di un terzo. E allora, se escludiamo una fascia che è veramente in là con l'età, ce ne sono tantissimi altri che potrebbero, diciamo, con poche istruzioni, sfruttare questi strumenti in maniera adeguata. Tra l'altro nell'isola, come dire, qui in Sardegna, forse è ancora più necessario digitalizzare e portare i sistemi digitali in tutto il territorio, un territorio vasto e mal collegato? Ha perfettamente ragione, la nostra è un'isola di 24.000 km² con poco più di 1.600.000 abitanti, sappiamo quali sono, ne avete accennato anche voi poc'anzi, i problemi di spopolamento, il fatto di riuscire a raggiungere comunque in tutta l'isola il numero maggiore di abitanti e di tutte le fasce, quindi non parlo di quelli chiaramente nativi digitali e neanche di quelli che stanno in una fascia centrale della popolazione che in qualche modo sono adeguati, ma di tutto un altro corpo piuttosto importante della popolazione, dare questi servizi e darli nei luoghi dove essi risiedono.
Grazie professor Freno per essere stato con noi, torneremo sicuramente a parlarne perché è una cosa che va un po' metabolizzata, succederà da qui alla fine del 2017 secondo il ministro Madia. Andiamo avanti intanto però